Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Poco prima delle 5 di oggi, i Vigili del Fuoco di Udine sono intervenuti con le squadre dei distaccamenti volontari di Codroipo e San Daniele del Friuli, supportate da più autobotti, un'autoscala e il funzionario di guardia, e da ulteriori squadre del comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone, giunte dai distaccamenti di Spilimbergo e San Vito al Tagliamento per il violento incendio di una casa colonica a Rivis di Sedegliano. I vigili del fuoco sul posto hanno trovato lo stabile, una costruzione di 2 piani fuori terra con solai e tetto in legno, completamente avvolta dalle fiamme che iniziavano a propagarsi anche alla casa adiacente. I pompieri hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a contenere l'incendio al solo edificio dal quale erano partite le fiamme. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta, in quanto l'abitazione in questione non era abitata e la famiglia della casa confinante, che al momento del rogo stava dormendo, si è accorta dell'incendio riuscendo ad uscire incolume dalla propria abitazione. Le fiamme, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, hanno distrutto il tetto e i solai della prima abitazione, mentre nella seconda non hanno causato grossi danni, tanto che la famiglia che vi risiede, dopo le opportune verifiche dei vigili del fuoco, ha già potuto rientrare a casa. Terminata la minuta bonifica delle parti incendiate, è attualmente in corso la messa in sicurezza del tetto della casa incendiata per eliminare tutti gli eventuali pericoli per la circolazione pedonale e veicolare nella pubblica via sottostante. Per tutta la durata dell'intervento di soccorso, la strada regionale 463 è rimasta chiusa al traffico. Sul posto, per quanto di competenza, il personale dell'Arma dei Carabinieri, FVG Strade e Enel. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.